Per celebrare il centenario della Grande Guerra, la sezione Veneto dell'Associazione Ex Allievi dell'Annunziatella propone un programma di percorsi storico-emotivi nei territori che hanno visto impegnati gli italiani a difesa della patria. Il penultimo appuntamento del calendario di escursioni dell'estate 2016 ha proposto il Giro delle Tre Cime di Lavaredo. Questo è il confine naturale del 24 maggio 1915, quando cominciarono le operazioni belliche della Prima Guerra Mondiale. Se voi vedete lungo la parete tutti quei buchi, quelle grotticelle, sono quasi tutti non naturali, costruiti durante la Prima Guerra Mondiale per creare dei rifugi per le truppe che da questa parte erano coperte dai bombardamenti. Le Tre Cime sono il simbolo della Valpusteria, perché dall'altra parte comincia la Valpusteria, che era Austria. Cosa succede? Gli alti comandi sono stati piuttosto impreparati nel concepire le operazioni belliche, perché si sono dimenticati di dire a chi stava sul campo, qui c'erano alcuni reparti alpini e alcuni reparti di fanteria, che le operazioni belliche erano previste per le 0000 del 24 maggio. L'hanno scoperto perché gli austriaci hanno cominciato a spararsi addosso. Dopo c'è stata una controffensiva, però questo era l'inizio dei giochi. Ricordo sempre che le Dolomiti credo siano le montagne più belle che abbiamo in Italia e nel mondo. Considerate che questo purtroppo è stato anche luogo di lutti, luogo di sofferenze, luogo di fatiche. E questa gente che si portava i fucili, i cannoni, le armi, ha patito 1 anno e mezzo di freddo e l'inverno tra il 1915 e il 1916 notoriamente è stato uno dei più rigidi del millennio. Quindi cominciamo a capire che questo è molto bello, oggi ce lo godiamo, però le gite che stiamo organizzando noi come associazione servono anche a far ricordare che tanti italiani sono morti per darci un mondo, loro credevano, migliore, una patria unita, una generazione di italiani, una generazione di austriaci, di inglesi, di tedeschi, tutti quelli che sono stati coinvolti, vissuta eroicamente ma è vissuta dolorosamente.